Un saluto a tutti, anche quest'anno la primavera che ci porta ovviamente il sole, il bel tempo, ma anche ovviamente gli auguri di Pasqua e di Pasquetta. Abbiamo chiuso l'anno con molti auspici, con gli auguri di Natale e di Capodanno. È stato un bell'anno il 2017, come ricordiamo sempre, no? L'autonomia, quel famoso 22 ottobre 2017, il nostro referendum che ha scritto una pagina di storia. È stato anche l'anno di grandi opportunità, di grandi sfide, però io voglio guardare al futuro, il 2018, quindi in questo augurio pasquale di buona Pasquetta a tutti voglio portare anche i propositi di quello che vogliamo ancora fare. E abbiamo davanti delle sfide, una sfida per tutti è quella dell'autonomia e non ultimo la pedemontana che io spero possa essere consegnata, ultimata a settembre 2020 come previsto dalle carte. È una sfida nel territorio, sono 94 km e 500 metri, 36 comuni attraversati e 16 caselli. Anche lì ci abbiamo messo impegno e questa sarà la primavera anche di questa partita. Desidero chiudere con veramente un augurio di cuore. Permettetemi di fare questo augurio in maniera prioritaria alle persone che non godono di buona salute in questo momento e a coloro che sono preoccupati per la propria salute. Quindi un augurio di cuore a tutti coloro che oggi non sono proprio alla perfezione al 100% con la salute. E poi a tutti i veneti, a tutte le venete, che sia una Pasqua veramente di salute, di serenità, di pace e che ci faccia guardare al futuro con il sorriso, quel sorriso che i veneti hanno sempre. Quindi auguri veramente di cuore da parte mia, di buona Pasqua e buona Pasquetta.